Anche questa è una semifinale. Pasquale Di Chiara, all'angolo blu per il Veneto Islam Caplani. I giudici: numero 1 Wilfredo Anichiarico, 2 Angelo De Roccia, 3 Ciro Di Marzo, 4 Vincenzo Lagala, 5 Veronica Considoni. Dopo il ring announcer siamo noi a presentare i pugili in questa semifinale di 54 kg. All'angolo rosso vedremo Pasquale Di Chiara dalla Campania e all'angolo blu Islam Caplani del Veneto. L'arbitro è il signor Alessandro Renzini. Semifinale per i 54 kg. Ecco. Fuori secondi. Primo round. Prima ripresa, Pasquale Di Chiara all'angolo rosso, Islam Caplani all'angolo blu. Si incontrano ai punti angolo blu. Caplani si butta all'attacco, lo abbiamo visto anche contro l'abruzzese Benchea, con l'abruzzese Benchea, e più volte anche Maurizio Stecca aveva fatto notare che anziché aspettare e affidarsi a un match di controllo dalla distanza cercava la lotta, cercava la bagarre. Una tattica non congeniale che però lo ha premiato nei quarti di finale e che ora cerca di attuare anche in questa semifinale contro il campano Di Chiara all'angolo rosso. Sì, infatti c'è molta differenza di altezza, dove Di Chiara sta lavorando abbastanza bene. Sì, non si è lasciato impressionare dall'attacco iniziale del pugile veneto e ha risposto bene, tornando bene e chiudendo una bella ripresa. Chiudendo una ripresa un attimino, diciamo, con qualche colpo in più. Sì, ma non riesce. Caplani non riesce, lo deve tenere lontano, lo deve tenere a distanza e tenerlo coi colpi dritti. Però perché ecco, fondamentalmente diciamo ha una buona scherma anche da lontano. L'abbiamo visto quando faceva il vuoto e faceva l'allenamento prima del match Caplani, quindi non ci spieghiamo perché predilige questo attacco con il fisico. Ma Di Chiara sta facendo un buon lavoro contro il suo avversario, perché lo accorcia, prende la sua distanza, accorcia e poi quando è vicino mette i suoi colpi. Però è il suo avversario che sta scendendo sul suo terreno. Sì, infatti è quello che sta. Gli dà l'opportunità di arrivare più vicino e quindi Di Chiara riesce a mettere i suoi colpi. Qualcuno anche largo che però poi. Che diciamo, poi arriva con la mano aperta. Ecco che gli fa il richiamo ufficiale. Giustamente quando vuole allargare il colpo, però non si lascia suggestionare Di Chiara dal richiamo ufficiale, riprende a colpire. Ma va avanti molto bene, forse è avvantaggiato, diciamo, l'avversario gli dà la misura per farlo partire e essere colpito, quindi
Di Chiara ne approfitta. Certamente dopo un primo richiamo per il guantone aperto, adesso il sono secondo è giusto che ci sia il richiamo ufficiale. Ecco, allarga troppo il gancio, forse Sì. Di Chiara, forse questo è un piccolo difetto, quindi No, ma arriva essendo, con la mano larga. no, essendo mancino lui ha preso un po' l'abitudine di cadere sulla sua destra e di allargare Finisce il secondo round. il gancio sinistro largo. È una ripresa sicuramente che sarà condizionata dal richiamo ufficiale. Tutto rimesso quindi a questa terza ripresa, anche se stiamo vedendo un Di Chiara Sì, deve essere no, ma deve essere però un po' è Caplani più che, corretto nei colpi. secondo noi Caplani potrebbe gestire diversamente l'incontro e approfittare anche, diciamo, di questa irruenza di Chiara, che qualche volta lo fa scivolare in colpi non proprio perfetti e regolamentari, però è bravo comunque Di Chiara a tenerselo sul suo terreno. Sì, Adesso si lascia andare anche in una trattenuta, qualche piccola malizia in uscita, colpisce con un gancio sinistro. Anche negli scambi ravvicinati è più facile per il brevilineo che non per il longilineo. Sì, ormai ha indovinato quali colpi ci potevano entrare al suo avversario, gli sono entrati e adesso prende con più tranquillità la situazione del match. Deve stare attento perché nella seconda ripresa ha subito un il conteggio ufficiale, quindi è il richiamo ufficiale che poi gli è servito anche ai perché fini di aver detto. Però vedi, l'importanza è che non ha messo più quei colpi larghi con l'interno del guantone, quindi il richiamo ufficiale è più che utile e serve in alcuni casi. Finisce la terza ripresa. Ora vedremo la programmazione, però nonostante il richiamo ufficiale è l'unica cosa che ci fa propendere per questa attesa, però se non ci fosse stato il richiamo ufficiale potremmo già dire che il match è appannaggio di Di Chiara. Ecco il verdetto. Pasquale Di Chiara. Ed è Pasquale Di Chiara a vincere questa semifinale di 54 kg. L'ultimo incontro sul ring A, poi ci saranno 20 minuti di pausa. A dirigerlo l'arbitro Wilfredo